Nell'ambito di una giornata importante per l'istituzione Regione Veneto, in cui sono state distribuite nuove deleghe agli assessori, tra cui la legge speciale per Venezia e la riconversione del polo industriale di Porto Marghera, a Roberto Marcato, titolare dello sviluppo economico, o i rapporti con l'università e gli enti di ricerca, a Elena Donazzan, responsabile alle politiche per istruzione, formazione e lavoro, convocata una seduta del Consiglio di Palazzo Ferrofini per espressa richiesta della componente tosiana, ovvero che rappresenta nel consesso regionale il movimento politico Fare, fondato dal sindaco di Verona Flavio Tosi. Maurizio Conte, una seduta del Consiglio regionale convocata per quale motivo? Per garantire che quelle risorse che enti locali, associazioni, consorzi di bonifica attendono in base agli impegni, alle spese che hanno fatto per realizzare opere pubbliche siano adempiuti dalla Regione. Questo purtroppo non è ancora chiaro quali saranno i tempi, quali sono gli impegni della Giunta. C'è necessità appunto di dare delle priorità, di dare respiro a quei bilanci, soprattutto che sono in forte difficoltà degli enti locali, e su questo noi attendiamo una risposta, che sicuramente spero non sia quello di aumentare le tasse, perché forse questo è l'obiettivo di qualcuno, mettere la fiducia e approvare un bilancio che vada a ripianare la situazione di deficit proprio con un aumento di tasse. L'abbiamo sentita citare addizionali IRPEF, accise sulla benzina. Come cittadini ci dobbiamo preoccupare? Io se fossi un cittadino sicuramente chiederei alla Regione di non appesantire ancora di più quella che è una tassazione diretta o indiretta che il cittadino ogni giorno deve affrontare, e quindi questa non è sicuramente la soluzione. Forse è quella di sforare il patto stabilità, ci vuole un po' di coraggio, e forse questo è il momento anche da parte del Presidente, della Giunta, di una maggioranza, ma sicuramente in quel caso anche dell'opposizione, che siamo pronti ad appoggiare il patto, di sforare il patto di stabilità pur di pagare i debiti e pur di garantire che le nostre imprese non vengano appunto a morire per colpa della Regione.